problema qui è che l'insicurezza non è soltanto quella che commette una persona che è di origine straniera, l'insicurezza è quella che commette chiunque. Ricordo peraltro che l'assassino di Simpei Tominaga è italiano. Ma qui, cioè, se noi cominciamo a dire, perché il signore che ha organizzato questo corteo, vietato poi dal questore, ridimensionato grazie alle nostre denunce, alle nostre sollecitazioni, ridimensionato in forma di presidio statico, durante il suo comizio ha dichiarato che l'unica è uscire con una lama in tasca come fanno loro, perché altrimenti non ci possiamo difendere. Ora, non credo che serva essere un giurista per rendersi conto di come queste parole non siano parole che si possono dire e creano un clima di maggior insicurezza, perché se iniziamo ad avere le bande o i singoli che iniziano a girare armati di coltelli, oltre al fatto che questo ovviamente è illegale. Strafavorevole su manifestazioni di questo tipo, cercando però subito di dire che non devono essere infiltrate, come accade molto spesso nei cortei di sinistra, da situazioni che poi le fanno degenerare in atti di violenza. Questo non è accaduto e quindi io sono, come dire, in linea con me stesso e anche con i cittadini